in Bobo, ma dopo dentro i voti, mentre come la teoria, in articolo primo, potete digitale e si può trasformare con forma. Osservo, moja dusza terapuje Bogu. Moja dusza terapuje Bogu. Za moje sematakole. Moja dusza terapuje. Dentro, poi da parte di tutti. Poslušajte najprej. Moja duša se raduje v Bogu. Se bo pa še enkrat zapel, da si boste zdaj že znate na pol, še pol si boste zdaj na pol, še enkrat poslušate. Moja duša se raduje v Bogu. 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 Bomo zapeli pri Sveti Maši tudi slavo. Pri slavi bomo tudi odpevali samo spev. Slava Bogu na višavah in na zemlji je ljubezen. Zapojete spet, zaprtimi usti se zapojete. Zapojete pa takole. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljubezen. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljubezen. Najprej zaprtimi usti pojemo. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljubezen. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljubezen.
Cristo Maria, gloria
Quindi devo augurare a tutti una buona giornata. Ecco, vorrei che portasse dentro questo sentimento di amicizia, di accoglienza, perché mi pare che in questo nostro tempo queste parole vengono messe in secondo piano rispetto a quando i potenti della terra invece si stanno dimostrando. Ma noi col nostro esempio dobbiamo invece sempre pensare che la pace e la fratellanza sono valori irrinunciabili. Before we study this morning, diciamo, proprio amicizia, questo poi incontriamo, in verso che ci portano brano, verso che ci vicino, che da stretti, diciamo, che purtroppo ci vorranno dire drugo vrsto, che comunica moći i današnji ljudi, začne
Zachwaliujemy Cię za radość Twoje bendite. Господи, милорожденный Иисус Христос, Господь Бог ясне Божье, Io tiene screken sveta, lei naso prosio. Iste Krishna teknikio cetovi,
Moja dusza se raduje w Bogu. Moja dusza se raduje w Bogu. Moja dusza poweliczuje Gospoda. Odwrócenie na nisko swoje wygle. Grając Ciebie wodą zagromadził śmiertelności. Moja dusza se raduje w Bogu. Wielkie Ci jest Twoim sercu. Jego imię jest wielko. I droga rozkazuje swoje uniesienie i moc Chrystus wróci. Moja dusza se raduje w Bogu. Zacznie napełnił dobrotami i bogacenie odpuścił pragnie. Prejemy swoje marniustwo, a Maria oblubił naszym Ojcem. Moja dusza se raduje w Bogu. Veniva il cuore della Chiesa Apostola Paola Corintiano. Grazie in testa. Cristo è usato ormai per inammisti universali, che le navi possono e possono tuttavia martire. Capo damne sulla arma di unire, tanto loro tutti i Cristo tutti i viventi. Sopra il capo guardevole, con quali Cristo potendo cambiare cosa Cristo obbligò al popolo. La sua buona, con cambiavami il grosso il popolo non c'è. Potendo come il dice usato con la Pasqua, il sentono lasci noi. Calci, traglevati in ora. Donne tecnologi il senso grafico del suo nome. Contatti fotografici favorizzano calci, il tempo guarda che vuole programmi. Sono poi a riserva. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Brava Maria, di buona, Gospod jest z Tobą. Alleluia, alleluia, alleluia.
Questi vedicare cibi e storie mondi e conosce, conviene con i messi odroda doroda traja nikogo, istnienie instynktywów strachu, lubienia. Mąż je pokazał swoje logo, rozkrowiwie ustępstwo na półnie mogące je według Chrystowa i powiczawienice. Laczcie je napełnić dobrotami niebogate, nie odpuści prawdy. Sprzedziełnie swoje zasłużani na Izraelańce wspomni zniesienia. Tak do jego woli naszym ojcom, do Abrahama i jego roda na wieki. Maria Pani ostala pri Elizabeti nekako 3 mesece, potem se je vrnila na svoj dom. Poslušali smo Kristusov evangелij. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
Allora, da comprare un bastino, sta presente tutti il fuoco, sta poco, niente. Ma lo tratti poliente di poco di una, sta presente. Ormai per nonna, cosa mi viene resta all'interno io, e poliente tutto del Dio che tenta, guarda sempre niente, allora, la Maria sarebbe lì, date poco di una persona. Senat maka yung masih persungguh guna placer un video prodotto io senza ma io scherzo di dare la vita di può dirlo prende a buona fine
Amen. L'epopecia, za crucifix odcudovito slovesno pa dodajmo tej, bomo rekli, torti, duhovni torti, ki smo jo pripravili naši nebeški materi, to nedelje bo imela rojstni dan, in dodajmo na to torto še en okrasek pesem, katera mogoče se tako množičnem petju, ne vem, če se zgodila tukaj, pa jo sedaj zaporimo. Marija, pošilje,
Di Portsous tornava come al solito a casa con la sua mucca. Teresa pensava che la sua mucca non fosse abbastanza sazia e decise di prendere la gerla ed il falcetto per tagliare un po' d'erba. Mentre era sul prato, situato fuori del paese, udì una voce che le chiedeva che cosa facesse lì. Vide una signora e le rispose che stava tagliando un po' d'erba per la mucca. La signora le fece notare che quel giorno era festivo e che Dio ha proibito di lavorare nei giorni di festa, pertanto era un peccato. Poi le chiese il falcetto e l'aiutò. La esortò poi di raccomandare alla popolazione di pregare e di fare una processione partendo da Attimis e Forame verso la chiesa di Portsous. Aggiunse di raccomandare a tutti di non lavorare, di non profanare le feste in nessun modo e che si smetta di bestemmiare, perché il suo buon Gesù con il Padre Eterno è molto sdegnato per questo. Le disse che la sua preghiera ha molto valore di fronte all'immensa misericordia di Dio ed è per questo che il mondo continuava ad esistere. Se un buon cristiano pregherà e si accorderà con lei, aggiunse, la sua misericordia non avrà termine, ma aumenterà sempre di più. Teresa le domandò chi fosse e la signora le rispose che per ora non aveva tempo di spiegarglielo perché aveva ancora figli e figlie a casa, ma sarebbe tornata ancora entro breve tempo. Poi ritornò a raccomandarle di correre a casa gridando che non lavorino più la festa, altrimenti grandi malattie e il colera sarebbero ritornate se avessero continuato a comportarsi in quel modo. Ammonì che il male causerà persino la malattia delle mele, dell'uva, delle patate e di qualsiasi frutto. Ribadì inoltre di non bestemmiare perché è un gravissimo peccato che offende molto Dio. Teresa cominciò a recarsi verso casa mentre la signora si diresse dalla parte opposta. Dopo 10 metri la piccola Teresa si voltò indietro e gradualmente la vide sparire. Arrivò a casa e comunicò alla popolazione quello che aveva visto ed udito e che la signora sarebbe tornata presto, ma non sapeva dove. Molti però non credevano. Intanto il colera faceva molte vittime e la popolazione usava andare in chiesa a dire il rosario. Il 27 settembre, durante la recita del rosario serale, era presente anche la piccola Teresa. D'un tratto le appare la celeste signora che la invitava a salire verso il coro. Salì. Quando giunse, la Madonna prese la mano di Teresa, la quale vedeva tutta la chiesa illuminata come a giorno. Fecero il giro dell'altare sino alla porta della chiesa, mentre Teresa esclamava che la vedeva bene e che la stava tenendo per la mano. Nessuno però vedeva nulla. Giunti alla porta della chiesa, la Madonna la salutò dicendole addio e sparì. Ma la gente era ancora rimasta un po' incredula e voleva un segno. 3 giorni dopo, il 30 settembre, durante la recita del rosario, Teresa vide per la 3ª volta la Vergine Maria che le faceva cenno di salire sulla parte sinistra del coro. Le persone presenti la incitarono a salire e a farsi rilasciare un segno. Quando Teresa si trovò dietro all'altare, la celeste signora le impresse una croce bianca sulla mano destra. Uscita dalla chiesa, si diresse verso il borgo mentre la gente la seguiva e chiedeva dove fosse la Vergine.
Ella rispondeva che era proprio lì, accanto a lei, e che poteva toccare le sue vesti. Ma la popolazione che stava pregando non la vedeva. Il padre, venuto a conoscenza dei fatti, vedendola, la chiamò. La Madonna, a pochi metri da casa sua, le raccomandò per la terza volta di dire a tutti che non bestemmiassero e che santificassero le feste non lavorando. Poi scomparve alla sua vista. Tutti, dopo quell'apparizione, poterono vedere la croce sulla mano e si misero a pregare e ringraziare la Madonna per quei fatti. In seguito, dopo una breve permanenza a Cividale del Friuli, nel 1856 la piccola Teresa fu accolta nell'istituto derelite da poco fondato da padre Luigi Scrosoppi. Vi rimase per 4 anni. Poi uscì e tornò a Cividale nella casa del parroco Don Pietro Bernardis e continuò per 4 anni ad essere seguita dalla sua maestra. Desiderava farsi religiosa, ma era in difficoltà perché non sapeva né leggere né scrivere. Probabilmente durante un pellegrinaggio a Castelmonte le apparve di nuovo la Celeste Signora, che le disse: va pure in convento e quando dovrai recitare l'ufficio lo saprai come le altre suore. E così fu. Nel 1864 fu ammessa tra le aspiranti della Congregazione delle Suore della Provvidenza. Nel 1868 abbracciò i voti solenni assumendo il nome di Suor Rosanna Maria. Fu mandata per un certo tempo a Cormons, a Orzano e ad Udine. Essendo malaticcia era di sorveglianza alle fanciulle durante la ricreazione. Per ordine di padre Luigi aveva sempre cura di tener ben coperta con la manica dell'abito la croce impressa sulla mano. Egli chiedeva alle suore umiltà e carità e la stessa Suor Maria Osanna non cedette mai alla curiosità delle ragazze con cui aveva a che fare. Suor Rosanna passò gli ultimi mesi della sua vita a Udine nell'infermeria delle suore. Padre Luigi veniva spesso a confortarla. Spirò il 17 agosto del 1870. Tutta la popolazione locale di Porzus conservò e tramandò fedelmente il ricordo di tale evento prodigioso. La gente osservò che per vari anni nel prato della prima apparizione c'era uno spiazzo sempre fiorito. Nel 1855, con l'aiuto e il sacrificio di tutti, sorse una piccola e graziosa cappella che divenne punto di riferimento e di preghiera per tutta la popolazione. Ben ritrovati in aggiornamento con il TG di 3B, partiamo come sempre da una carrellata di webcam del nostro territorio, la prima dal capoluogo piemontese Torino, dove possiamo notare come il cielo è sereno, poco nuvoloso, sgombre da nubi e una temperatura massima del pomeriggio di 28 gradi. Milano poi, anche qui cielo sereno, una bella giornata dopo i temporali notturni di mezzanotte. Adesso splende il sole e una temperatura massima di 27 gradi. Andiamo invece sull'Adriatico, nella stupenda Venezia, con cielo sereno. Anche qui la webcam delle 8:30 di venerdì mattina. Bellissima giornata di sole e 26 gradi. Poi Roma, la capitale, condizioni di bel tempo. La città eterna vivrà l'ennesima giornata di piena estate. Bello anche nel weekend con sole e caldo tipicamente estivo, non solo a Roma ma ovunque, anche al mare. Ancona, Medio Adriatico, cielo sereno, poco nuvoloso su tutta la costa marchigiana e una temperatura massima di 28 gradi. Campobasso poi, anche qui splende il sole, una bella giornata, non ci sono temporali con una temperatura di quasi 30 gradi. Andiamo poi